L'ITS Cosmo Academy si occupa tra gli altri del corso di Fashion Coordinator, dove stili e mode vengono applicate soprattutto nel mondo legato alle calzature. La Fondazione Cosmo, che poi è una delle più importanti a livello nazionale, è anche interregionale, quindi abbiamo una struttura che si posiziona nel territorio veneto e nel territorio lombardo. Abbiamo svariati percorsi, tra cui appunto moda su Padova, calzatura classica al Politecnico Calzaturiero, abbiamo a Montebelluna per la calzatura sportiva, Belluno per l'occhialeria, Orafo a Vicenza, Arzignano la pelletteria, e poi su Milano abbiamo la parte moda. Credo che i ragazzi debbano capire, comprese anche le famiglie, che tipo di soluzione dare alla propria percorso di vita. Sicuramente il percorso degli ITS è un percorso più veloce ed è un percorso che permette di avere già delle competenze pronte per essere sfruttate da parte delle aziende. I ragazzi possono avere, una volta terminato il percorso dell'ITS, anche di crediti formativi nei confronti del comparto universitario. In effetti magari una volta ultimato il percorso decidono che gli piace assolutamente il percorso moda, ma magari più nell'area manageriale, per cui vanno ad ultimare il percorso didattico. I ragazzi riescono, una volta terminato il diploma, ad entrare in un percorso che è un post diploma. Noi abbiamo definito che invece che ITS gli diamo anche una declinazione in Academy, perché cerchiamo di preparare dei super tecnici. Ecco, io arrivo dal mondo del lavoro, sono un imprenditore e cerchiamo di preparare i ragazzi con una serie di docenti che arrivano dal mondo del lavoro. L'esperienza è stata un'esperienza molto positiva, perché io comunque venivo già dall'ambito universitario e l'ITS Cosmo però mi ha dato gli strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Sicuramente il successo del corso è dato innanzitutto dai docenti, che sono docenti del settore, per cui sanno identificare cosa ha bisogno l'allievo e cosa ha bisogno l'azienda. Io sono entrata in azienda, nell'azienda in cui lavoro attualmente, grazie allo stage promosso dal corso. Qui ho potuto identificare anche quali bisogni poteva avere l'azienda e come potevo io rispondere a questi bisogni e farle anche capire come le mie capacità, le mie competenze potevano apportare dei miglioramenti al processo qui in azienda, e così poi è stata la mia fortuna e il motivo per cui sono rimasta qui a lavorare, ecco. Ho scelto ITS Cosmo perché diciamo che fin dalle superiori mi sono appassionata al mondo della calzatura, perché ho iniziato a disegnare scarpe. È stata una passione, diciamo, fin da subito, e diciamo che questo percorso l'ho scelto perché è un percorso che dà una infarinatura generale di tutte le componenti di una calzatura, e quindi secondo me era una scelta valida per entrare nel mondo della calzatura. A livello universitario non mi appagava, questo invece aveva un bellissimo connubio tra praticità e teoria. Ci dà molte qualifiche, io devo essere sincero, molte di quelle che ci hanno dato i professori sono pienamente presenti a livello di tutte le aziende, che siano esse uffici stile, che siano esse nel reparto manovia, quindi senza dubbio è stata un'esperienza molto molto positiva che rifarei e che di conseguenza consiglierei anche ad altre persone. Attualmente sto facendo uno stage nell'azienda Valbrenta, dove sono riuscita, diciamo, a vedere tutte le fasi della creazione di un modello, dalla modelleria alla fase dell'orlatura e alla fase anche del montaggio. Tutta la mia famiglia comunque è nell'ambito delle calzature, a partire da mio nonno che aveva un calzaturificio nell'azienda, poi è passato tutto a mio padre e anche mio fratello, infatti mi sono messo anch'io appunto per seguire, diciamo, la tradizione. È un settore che può dar tanto se appunto valorizzato, perché abbiamo una manodopera qua in Italia che in tutto il mondo ci invidiano, quindi sarebbe un peccato appunto non approfittarne di questa occasione.
Bye.